Grazie ad Emiliano, ironico come sempre. Rodolfo Sì, un ironico Cetera, dei i poveri. giovani mi sembravano i più impreparati, ma com'è possibile? Non sono informati, cambiano tante cose. Peraltro un servizio che deve cambiare il servizio che i Un sindaci danno ai umorista loro fatto non so. cittadini. Cosa succede? Quei ragazzi lì, secondo me, erano giovanissimi. C'è un problema che anche noi, giovani di Confindustria, che però siamo imprenditori giovani un po' più vecchi, andiamo spesso nelle scuole per cercare di informare su quello, cioè per far crescere anche una maturità un po' civile, un po' superiore a quella che c'è oggi. È un lavoro che va fatto dalla parte civile, noi dobbiamo mettere il nostro perché obiettivamente c'è un disinteresse sempre più forte e questo è un Ma è tema. giustificato? Beh, giustificato, obiettivamente manca l'ottimismo, manca un po' la speranza, è mancata. Io mi auguro che c'è qualche segnale per il 2015 finalmente di rimbalzo, si vedono realtà che iniziano ad aver voglia di uscire dalla crisi. Io ci credo tantissimo perché come imprenditore o penso con positività al futuro del mio paese o cosa potrei fare e quindi ci credo, ma ci crediamo tutti davvero tanto. Tornando al tema invece, ben venga, secondo me noi non abbiamo parlato come Confindustria molto su questo tema, però noi crediamo fortissimamente sulle aggregazioni. La Confindustria lo sta facendo da tempo, proprio cercando di andare, allora voi sapete che con un bacino diverso rispetto alla famosa Patreve, infatti una piccola provocazione che vorrei fare sulla Patreve, che concettualmente il Veneto è una città diffusa, potrebbe anche aver senso trovare delle integrazioni, ma chi è che ha scelto quella via lì? Certo non gli industriali che invece siamo più Padova, Treviso, Vicenza, con Vicenza e Treviso abbiamo delle sinergie molto importanti, meno con Venezia per esempio. Allora, noi, ripeto, abbiamo fatto un tentativo l'anno scorso, è andato benissimo, ognuna delle tre territoriali, se ci chiamiamo così tra di noi, ha rinunciato a dei servizi che avevamo in comune e si è specializzata nel dare alle tre città il proprio meglio. Padova era forte nell'ambiente, Treviso nel credito, Vicenza nell'internazionalizzazione, quindi abbiamo bene o male un po' fatto un passo indietro su questi servizi così vicini e gemelli per offrirli a tutto il territorio e ognuno quindi andava a rappresentare la sua miglior possibilità. È stato un esperimento così riuscito che 2 mesi fa abbiamo siglato un accordo dove adesso appunto Padova, Treviso e Vicenza tutti i 6.000 associati della nostra associazione industriali potranno scegliere indifferentemente qualsiasi servizio dove andare e questo sarà una maniera proprio a un certo punto però verranno tirate le somme e si vedrà chi ha attirato di più, chi ha dato maggior soddisfazione per poi quindi si cerca il meglio. Ecco, per me le aggregazioni sono importanti perché permettono anche di Quindi andare. aggregazioni snelle per dare servizi efficaci. Alla Esatto, fine sì, questo chiede il sì, cittadino, che sia un'impresa, che sia un sì. lavoratore, che sia un... Certo, e io sono convinto, l'ho sentito prima dire ai sindaci, ritengo che sia necessario cominciare da una grande Padova prima di pensare a fare ponti in giro. E grande Padova che secondo me Padova è simile a Verona come realtà, però noi siamo un po' soffocati come provincia da troppi comuni troppo vicini al centro, che questo, quindi benissimo, ben venga una sorta di accordo tra i sindaci, devono ragionare bene perché appunto alla fine al centro ci Certo. deve essere il cittadino. Una Padova che è stata un po' sacrificata negli anni da una vicina Verona che invece è cresciuta, vediamo nella sanità, vediamo nell'università. Padova ha rischiato forse di non brillare di luce propria quando invece sicuramente ne ha gli elementi. Può questa sinergia dare nuova forza a Padova? Io cioè, lo dico da sindaco, ma penso che lo pensano anche altri. Abbiamo perso un po' di smalto negli anni, c'è poco da fare. Dopo, ovviamente, ognuno poi si assume le proprie responsabilità. Io sto cercando di mettere in moto cose che erano ferme da un po' di tempo. Se penso alla fiera, il problema della fiera, non interessa solamente Padova città, interessa tutta la provincia. Poi dovremmo chiederci se ha senso avere una fiera ogni 50 km quando in Francia ce n'è una ogni 300 km e se non ha senso che la regione cerchi di gestire questi vari enti fieristici e quindi ci sia una spinta specializzazione e quindi che non si faccia la guerra tra l'Expo Bike di Padova e Verona che da anni tenta di portare via la manifestazione
o altri tipi di manifestazioni che vengono fatte a Padova, vengono ripetute a Vicenza e magari a Verona. Purtroppo la specializzazione è diventata fondamentale nel campo fieristico. Noi come Comune abbiamo investito molto, devo dire quest'anno anche con il bilancio, abbiamo messo 1.500.000 euro per sistemare i tetti della fiera. C'è un progetto importantissimo che tutti conoscono, che è quello del centro congressi e dell'auditorium, dove abbiamo trovato finalmente un accordo per cui il centro congressi partirà a brevissimo e in contemporanea verrà fatto anche una seconda gara, un secondo appalto per la realizzazione dell'auditorio musicale, quindi Padova avrà anche un grande auditorium musicale. Tempi di realizzazione? I tempi di realizzazione quali saranno? I tempi di realizzazione sono, entro un paio d'anni dovremmo vedere la realizzazione sia dell'auditorio musicale del centro congressi, tenendo conto che per quanto riguarda l'attività congressuale anche a livello mondiale, i congressi vengono organizzati 2, 3, 4, i grandi congressi come quelli che dovranno arrivare a Padova devono essere organizzati 2, 3, 4, anche 4 anni prima. Quindi possiamo cominciare ad organizzare e spenderci, diciamo che il sia un nostro... po' in ritardo, nel senso che bisogna già cominciare, quindi c'è il grande tema dell'ente fiera è cercare di individuare quello che sarà il gestore. C'era un accordo di programma firmato dalla precedente amministrazione con GL Evans, ma era firmato solamente dall'ente fiera, dal Comune di Padova e dalla Camera di Commercio. Una verifica fatta con l'ente fiera e con Padova Fiere e anche con gli altri soci, a breve faremo anche la gara per questo, perché quell'accordo risulta non completamente, insomma, percorribile e valido, e quindi dovremo fare anche una gara per vedere quale sarà, che è importantissimo poi il gestore, perché il gestore sarà quello che dovrà, insomma, dare quell'impulso importante per un centro congressi che, ricordo, è il centro congressi sarà il centro congressi più importante del nord-est, e quindi che potrà portare quindi turismo e sviluppo alla città di Padova. Economia di territorio poi per tutte le realtà, perché gli albergatori piuttosto che il commercio sicuramente... Certo, perché il turismo congressuale ovviamente è una nicchia molto importante del turismo, e incontrando il gruppo GL Evans, che è quello che attualmente gestisce Padova Fiere, abbiamo visto tutti gli esempi dei centri congressi gestiti in giro per il mondo, e i ritorni sono molto importanti soprattutto per la città in termini ovviamente di riscontro turistico, alberghi, ristoranti, musei, e quindi certo, l'attività complessiva del Comune. Certo. Parlando di regione, se la regia ci segue, sentiamo cosa pensa della Grande Padova il governatore del Veneto. Direi positivo il progetto di Massimo Bitonci, e del resto va nella direzione auspicata dai padovani, è quella di avere una città protagonista, e Massimo Bitonci, insomma, ha dimostrato di amare Padova fino in fondo, e le iniziative vanno in questa direzione, cioè nel rispetto di quello che i padovani si aspettavano da lui. La verità è che noi siamo in balia di ladri, delinquenti e gentaglia che va messa in galera, quindi il Parlamento, invece di dire che va tutto bene, prenda il governo e il governo decida di fare leggi severe, si mettono in galera i delinquenti, si buttino via le chiavi, esattamente quello che accade in giro per il mondo. Negli Stati Uniti vai in galera se guidi in stato di ebbrezza, ci vai una notte ma almeno ci vai. Qui da noi 6-7 anni di condanne, ancora c'è qualcuno che dice che ha avuto un'infanzia difficile. Noi non siamo per quelli dell'infanzia difficile, e noi non vogliamo omologarci al fatto di vivere con inferiate, antifurti e guardie giurate fuori di casa, questo no. Continuiamo a parlare di Grande Padova, un minuto di pubblicità, restate con noi.